Allora, innanzitutto buongiorno alla mattina. Risultati regionali. Dunque, voi sapete che, se non lo sapete ve lo dico io, diciamo, per quanto riguarda la proclamazione dei consiglieri siamo regionali, siamo ancora distanti perché i dati dei vari seggi di tutta la provincia di Venezia stanno fluendo e quindi non c'è ancora la proclamazione sia a livello provinciale che regionale, siamo ancora un po' distanti. Però abbiamo le preferenze espresse per quanto riguarda i vari comuni. Allora, guardando quelli del comune di Chioggia che sono già stati pubblicati, anche se non hanno una valenza ufficiale, ma comunque magari c'è qualche piccolo errore, ma diciamo che il dato c'è, abbiamo al primo posto, che svetta, la Erika Baldin, complimenti Erika, che a Chioggia ha preso 1431 preferenze. Poi a seguire abbiamo Mauro Mantovano del PD 1312, abbiamo il dottor Mancini 1251 con la lista NCD UDC Area Popolare, anche questo insomma, è un bel risultato, complimenti Massimo. Abbiamo il dottor Guarnieri che ha preso 895 preferenze, Dolfin 700 preferenze e poi a seguire molto più basso. Ecco, allora guardando questo dato su Chioggia è indubbio il forte risultato della Erika Baldin come preferenze e da questo dato non possiamo certo sapere come è andata a finire a livello regionale. Però se andiamo a guardare, io ho fatto questa piccola comparazione che ripeto non dico che non ha il suo valore, però potrebbe essere un'indicazione, perché il comune di Venezia, e io presumo che nel comune di Venezia alcuni candidati saranno quelli che prendono di più, voglio dire i 5 Stelle a Venezia dovrebbero essere quelli, hanno preso tantissimi voti. Allora, facendo il confronto con il comune di Venezia, che ho guardato prima, le cui sezioni però non sono ancora state tutte diciamo scrutinate, ne hanno scrutinate praticamente 142 su 256 e quindi ne rimangono ancora 100, però andando a fare il confronto tra i candidati di Venezia, del comune di Venezia e quelli di Chioggia, noi abbiamo che il candidato più forte dei 5 Stelle a Venezia, un certo Antonio Cantiello, ha preso 209 preferenze, quindi anche che gli vada bene, che quando avranno finito di scrutinare le altre, presumo che arriverà 400, 500, voglio dire, non credo che possa arrivare di più. E quindi già in base a questo risultato, ripeto, è chiaro che poi ci sono tutti gli altri comuni, a meno che in un altro comune della provincia, che è più piccolo, perché dopo Venezia c'è subito il comune di Chioggia, e non credo che a Cavarzere il candidato dei 5 Stelle possa prendere 5.000 preferenze. Quindi in base a questa comparazione così diciamo un po' spiccia, io credo proprio che se scatta il consigliere regionale, il candidato di Chioggia dei 5 Stelle, quindi la Erika Baldin, andrà a rappresentare la nostra città. Questo ovviamente è l'augurio lo facciamo anche agli altri consiglieri, perché abbiamo sempre espresso l'indicazione di votare i candidati locali, però ci sembra dai dati che vengono per il momento siamo ancora in balle alte. È tutto da vedere perché è un calcolo anche un po' complesso quello, perché bisogna vedere poi i resti delle varie percentuali, tutta una cosa un po' da vedere, però al momento mi sembra proprio che la Erika Baldin sarà il nostro consigliere regionale per i prossimi 5 anni in Regione Veneto. Speriamo presto di avere questa conferma. Ciao a tutti, ciao!